Signore e signori, benvenuti nel paradiso dei possessori di Harley Davidson. In questi 2 episodi non inserirò video riguardo all'evento in sé per 3 motivi. 1. Perché non ne ho girati. 2. Anche se li avessi girati probabilmente non li avrei pubblicati. 3. Ognuno deve vivere questi raduni a modo suo. Detto ciò, vi auguro una buona visione. Signore e signori, quando si parla di fortunata coincidenza di eventi, aspetta che abbasso un po', va. Avevo prenotato qua al lago di Facca, alla European Bike Week, un Electra Glide Ultra Limited. Si è presentato un problema con quella moto, mi hanno detto qualsiasi moto nel piazzale che vedi può essere tua. Ho detto bene, perfetto. C'erano un Road King e un Road Glide. Il Road King l'ho provato già un po' di tempo fa, ma quella simpaticona di GoPro decise di non registrarmi l'audio al tempo. Più o meno 86 di larghezza. Grazie GoPro. Quando avrò l'opportunità di riprovare un Road Glide, e quindi eccoci qua, un Road Glide con 1800 km, con il motore 114 pollici cubi. Metterò in sovraimpressione la cubatura in centimetri. Ora, devo dire che comodo è comodo da far schifo, cioè proprio ha una comodità incredibile, ma veramente incredibile, veramente. E la protezione dall'aria è molto buona, direi che mi arriva tipo, l'aria inizia ad arrivare sopra al casco, quindi tutto il busto e tutta la fronte sono coperte. No, anzi, mi arriva all'altezza visiera, quindi all'altezza della faccia, per me che sono alto 1,86, si creano un pochino di turbolenze. Poi c'è da dire che è incredibilmente grossa, cioè almeno a vedere, dopo è una sensazione, ne sono consapevole, perché alla fine c'ho il manubrio che è largo probabilmente come la carena, quindi, però chiaro, di avere tutto questo ambaradan di roba davanti mi fa un po' strano. Ma quello che mi fa più strano in assoluto è che, avendo la base del cupolone così larga, non riesco a capire dov'è la ruota davanti. Poi intanto c'è un po' di circo. Motore assurdo, motore assurdo. Proviamo un po' l'autoradio. Io immagino che si senta lo stesso. Dio, poi, oh bella! L'unica roba, non so dov'è la ruota davanti perché è troppo coperto. Però bella, Dio, poi. Ma tu cosa lo devi provare adesso, là? Electra Glide è simile, però aveva anche tutto baulone dietro. Mi sono fermato un attimo giusto per mettere lo zaino nella valigia laterale, che è estremamente capiente, infatti mi tende lo zaino e avanzerebbe anche un pochino di spazio. Dirò che è una moto veramente interessante, nel senso che è incredibilmente comoda. Forse è meglio così, guarda. L'unica roba, ci sono riflessi dalle cornici cromate degli strumenti, quelle lì. Se mai dovessi avere mai una moto di questo tipo, presumo che probabilmente metterei tutto bloccato, perché lì, non so se riuscite a vederla, ma quel riflesso è veramente fastidioso. Diciamo che con una forcella di questo tipo e un mascherone di questo tipo bisogna andare veramente molto in fiducia con la ruota anteriore, perché cioè, anche volendo proprio non vedi dov'è, non capisci gli ingombri anteriori della moto. Quindi io personalmente
una moto di questo tipo non la comprerei, perché senza capire gli ingombri è veramente difficile. Magari è una questione di abitudine, come la macchina alla fine, però non so, cioè comoda, bella, perché è veramente una bella impostazione di guida. Ve la faccio vedere un attimo da fuori, tanto vabbè, potete vedere benissimo le immagini online, ma ormai che ci siamo tanto vale, no? Quindi davanti si presenta un mascherone che è collegato direttamente al telaio della moto e non al manubrio come capita nella Street Glide e Traglide. Abbiamo detto motore 114, valigie laterali, approfitto per farvi vedere come sono. Vedete, saranno un 30 cm di altezza e un 60 di lunghezza più o meno, e altri 20 di profondità. Le borse sono uguali. Targa inglese, strano che con targa inglese abbia il quadrante in miglior aria. Un bel colore grigio canna di fucile. Antenna un po' brutta, ma vabbè. Strumentazione che prende i volt della batteria, indicatore di benzina, velocità, giri motore, piccolo display digitale e infotainment marchiato Harley Davidson. Le casse io non so se fa tipo la Ralphcore Fosgate. Qua abbiamo una piccola presa di ricarica, piccolo cassettino per quello che si vuole, anche abbastanza profondo, un altro di qua, piccoli deflettori dell'aria, e qua c'è un altro deflettore che si apre e si chiude con questo tastino. In marcia è un po' scomodo, devo dire. Tasti per i traction control, clacson, abbaglianti, frecce, comandi vocali, cruise control, comandi di infotainment, accensione hazard, frecce indietro e qua per navigare nel menu. Questi non so che cosa servono. E blocco di accensione tipico Harley Davidson. Ora ripartiamo, proviamo velocemente un 0-100. Bello. Vi riporterò il dato di scheda tecnica, ma penso che si aggiri sui 3 secondi e mezzo più o meno. Molto veloce, cioè molto veloce, ha veramente tanta coppia. La velocità massima direi che è il caso di non provarla, però è inutile che perda tanto tempo a descrivere dei dettagli tecnici. Se voglio descrivervi i dettagli di cuore vi dico comodità estrema, riparazione dal vento che è allucinante, perché tutte le spalle, tutto il collo, il torso sono coperti. L'aria, almeno in questa configurazione con un cupolino direi medio-basso, arriva all'altezza viso. Sospensioni estremamente comode, ma per mio gusto puramente personale avere tutto questo ingombro davanti alla forcella non mi dà la percezione di ingombro sull'anteriore. So che bene o male dove finisce il cupolino sarà un 20 cm finisce il faro, ma io da qua, anche se mi metto tipo in avanti così, non vedo la ruota. Però bella, cioè dai, ci sta, molto interessante, almeno da provare. L'estetica è soggettiva, a me personalmente, io sono dell'idea che è talmente strana che mi piace, ma perché io ho gusti estremamente particolari. Quindi dai, può essere un bel acquisto per chi fa tantissimi chilometri, perché c'è una protezione dell'aria che è veramente disarmante. Questa breve finta recensione finisce qui e ci rivediamo nel prossimo video con una brevissima recensione della Harley Davidson Pan America Special 1250. Ciao ragazzi. Aspetta, ancora una cosa, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere la notifica sabato prossimo alle ore 12 quando verrà pubblicato il secondo episodio. Ricordati di seguirmi su Instagram, mi trovi come tiz_rh, e di seguire il mio blog www.roadhorseman.it, dove pubblico recensioni di libri e film a tema biker e dove a breve partirà la serie Storie Custom, ovvero episodi che hanno segnato in maniera indelebile l'era del motociclismo. Questo è tutto, ciao!